Perché adesso ci spostiamo in un'altra zona della Sardegna, in un'altra località che ha una tradizione ricchissima quanto a balli e quanto anche a strumenti tradizionali utilizzati per il loro accompagnamento. Ci spostiamo a Gavoi e ospitiamo qui sul palco del Teatro del Carmine di Tempio il gruppo folk della Proloco di Gavoi. Eccoli qua, li accogliamo con un applauso. Sai Giacomo che io ho cominciato la mia carriera a Gavoi. La prima volta che ho cantato su un palcoscenico in una festa è stato proprio a Saitria a Gavoi. Avevo 13 anni, senza fare i conti adesso, Non ne facciamo, però sappiamo che quell'evento è rimasto ben impresso nella tua memoria perché ha segnato l'inizio di una carriera straordinaria. Allora, questa è un'associazione che naviga dagli anni 60, quindi ha accumulato un'esperienza fortissima nel corso di tutti questi anni e ha avuto modo di studiare, approfondire i diversi balli, le diverse musiche che caratterizzano Gavoi, non soltanto nel frastornante carnevale che tutti noi siamo abituati a conoscere. Per cui stasera avremo modo di vedere all'opera il gruppo con i balli accompagnati dagli strumenti tradizionali. Iniziano con che cosa, Maria Giovanna? Io sono ammirata dai colori dell'abito tradizionale e adesso però lì davvero possiamo apprezzare con la danza esattamente su Ballutundu per primo e poi dopo presentiamo l'altro momento. A voi, ancora un applauso per Gavoi.
È davvero facile immergersi e immaginarsi nel clima della festa di Gavoi quando si sentono gli echi di questi strumenti propri della tradizione. È una sorta di, come possiamo definire la Maria Giovanna, una piccola orchestra etnofonica, perché proprio sono strumenti propri della tradizione gavoese e non solo. E allora ci pare anche giusto ricordarli, i nomi dei musicisti che stanno accompagnando il gruppo folk della Pro Loco di Gavoi. All'organetto Mirko Ibba, a suo triangolo Pierpaolo Lavra, a suo tumbarino Nicola Casteri, a suo pipiolo Marco Soru, alla voce Daniele Soru. Credo di averli detti tutti, non ho dimenticato nessuno. E guarda un po' cosa combineranno adesso questi signori. Eh sì, adesso è il momento. Il mio preferito, Pierpaolo, ti ho sentito suonare fantastico. Puoi venire qua vicino a me un secondo, così mi aiuti a presentare il momento. Fammi sentire un po' come fa il triangolo. Come fa? Fammi sentire un po'. Basta, perché adesso si deve risparmiare per l'esibizione. Adesso c'è Sugurre Gurre, vero Pierpaolo? È così, ho detto bene. E allora applauso, via. È finita la corsa del Sugurre Gurre, cara Maria Giovanna.
è finita. Mi concentravo a guardare i volti sorridenti dei componenti del gruppo, perché sono tutti giovanissimi, hai visto? E davvero qua c'è il fiore del nostro futuro. E magari li ritroveremo ospiti anche in anni futuri in una prossima edizione dell'Ubado Cantato. Allora, intanto li congediamo con il consueto ricordo della nostra targa. Credo che sia il momento di Chiara e gli facciamo anche un applauso così. Chi ritira per il gruppo folk? Ah, c'è Pierpaolo, ricordo bene, a lui allora l'onore di ritirare la targa ricordo. Grazie molte ancora al gruppo folk della Proloco di Gavoi. Per noi ancora una breve pausa.